Buongiorno a tutti. La settimana che si sta concludendo qui a Strasburgo è stata piena di importanti appuntamenti. Momento cruciale è stato il dibattito che ha coinvolto il primo ministro polacco e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Quest'ultima si è detta preoccupata e anche infastidita per il triste evolversi della situazione sullo Stato di diritto in Polonia. Il messaggio che vogliamo ribadire però da Strasburgo è che la Polonia non può considerare l'Unione Europea come un bancomat. L'Unione rappresenta una serie di valori fondamentali che in nessun momento possono essere accantonati. Uno tra questi è il valore della libertà delle donne di decidere del proprio corpo. E in Polonia una legge limita questo diritto fondamentale per le donne. È stato emozionante, anche molto triste, ascoltare alla riunione del gruppo dei socialisti e democratici alcuni attivisti polacchi che vivono quotidianamente soprusi e violazioni inaccettabili. Venendo adesso all'Italia. La settimana si è aperta nel migliore dei modi, con l'annuncio di una netta vittoria del centrosinistra ai ballottaggi delle elezioni amministrative. Da Torino, Roma, Varese, ma anche in tante altre città italiane il PD ha raccolto un grande favore da parte dei cittadini. Questo risultato a mio avviso evidenzia due elementi importanti. Il primo è che il centrosinistra ha saputo scegliere candidati credibili ed è stato in grado di offrire agli elettori proposte concrete e vicine alle loro esigenze. In secondo luogo, trovo che il Partito Democratico si sia distinto in questi anni difficili, caratterizzati dalla pandemia, per il senso di responsabilità e per essere stato un alleato affidabile e credibile al governo. In questo momento i cittadini si aspettano dalla classe dirigente soluzioni efficaci e sostenibili per i loro problemi, dalla salute al lavoro, alla ripresa della scuola in sicurezza, per esempio. Finalmente è emerso che cavalcare la frustrazione e le paure delle persone non porta a nulla, ma solo a sonore batoste, come quella ricevuta dalla destra in questa tornata elettorale. Un altro momento molto emozionante vissuto lo scorso sabato è stata la manifestazione di Roma, organizzata dalla CGIL, CISL e UIL. Eravamo circa in 200.000 in piazza per affermare i valori dell'antifascismo, della democrazia e della libertà. I sindacati continuano a fare presa sui cittadini proprio perché portano avanti battaglie fondamentali come queste. Si può non essere d'accordo con loro su tutte le proposte, eppure quei valori che stanno alla base delle loro azioni, per fortuna, si dimostrano ancora un collante per tanti italiani.